Buongiorno, buona Padania a tutti e benvenuti su Radio Padania Libera da Marco Scaglia. Oggi è lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, e sarete in mia compagnia per un filo diretto fino alle 10:30. Ecco, Pasquetta, il giorno dopo la Santa Pasqua, doveva essere un weekend gioioso, vabbè, invece è stato un weekend un po' cupo sia per le condizioni meteo ed anche perché comunque noi leghisti siamo stati toccati da una brutta notizia, la scomparsa la notte tra venerdì e sabato in Valtellina per un incidente stradale di una nostra amica, nostra militante, una 19enne, Vittoria Cola. Ecco, quindi non la conoscevo personalmente, però vedendo sia su Facebook e nei vari commenti, nelle immagini, si capisce che era, oltre che una ragazza solare, oltre che ad essere una ragazza che condivideva le nostre idee e si impegnava tanto per portarle avanti, si capisce chiaramente che nei suoi pochi 19 anni è riuscita a lasciare un segno forte, perché ci sono persone che nella loro vita, diciamo, non si fanno notare, invece lei nei suoi 19 anni è riuscita a farsi notare, a farsi voler bene, e quindi per noi è stata una grande perdita. Se lo è stata per noi, qui mando un abbraccio a chi ha avuto la fortuna di conoscerla bene personalmente e di condividere con lei tanti momenti belli e sereni. Un abbraccio più forte va ai suoi familiari, per i quali il dolore sarà sicuramente fortissimo e incolmabile. Ecco, poi passeremo al filo diretto. Voglio leggere brevemente il messaggio che ha lasciato su Facebook il nostro segretario federale Matteo Salvini, perché comunque è efficace e mi è piaciuto. Buon viaggio, piccola grande Vittoria Cola, sorriso della Lega e della Valtellina. Quest'anno Pontida non sarà più la stessa. Un bicchiere di Braulio e una preghiera oggi sono per te. E poi ha citato una strofa della canzone dei Nomadi che faceva così: voglio però ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti e come allora sorridi. E come allora sorridi. Un abbraccio, un arrivederci a Vittoria. Cambiamo decisamente tono e argomento, filo diretto, quindi nonostante oggi non ci siano i quotidiani, perché logicamente a Pasqua non sono stati preparati, siamo aperti alle vostre telefonate per commentare le notizie dei giorni scorsi, per ascoltare. Sarà difficile ascoltare dalla vostra voce i racconti della gita fuori porta per questioni di meteo. Comunque l'argomento è libero, ci sono poche regole per telefonare a Radio Padania, però diciamo oggi, essendo una giornata festiva, ci saranno delle eccezioni. I numeri per contattarci sono telefonicamente allo 02 66 20 3529, oppure tramite SMS al 346 64 27 756, e chi volesse può anche andare sul sito di radiopadania.org, entrare nel canale YouTube. Non sarà un gran bel vedere, però chi volesse può anche seguire la diretta video del filo diretto. Vediamo se c'è già una prima telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Padania Libera e tanti auguri
Senti, tanti auguri di Pasqua a tutti. Grazie. Dunque, hai detto che l'argomento è libero. Ho proprio preso attualmente che praticamente Renzi ha fatto un taglio di 30 milioni nei confronti dell'università e quant'altro per abbattere l'IRPEF. Ecco, questi signori comunisti purtroppo non riescono a tagliare il cordone ombelicale, ce l'hanno per difetto, tagliano l'anno dove non devono tagliare, perché è chiaro che non possono togliere i soldi, per esempio, al finanziamento della spesa pubblica e quant'altro, perché sono legati a questa cosa, non andranno mai da nessuna parte. Grazie, buona Pasqua a tutti, auguri, salve. Grazie anche a lei, buongiorno e ricambio gli auguri. Beh sì, Renzi ha tagliato 30 milioni all'università, certo, come ha detto il nostro Matteo e come c'è anche, perché ho qui in fianco la Padania di ieri, il nostro quotidiano, Renzi ci ha rotto le uova nel paniere perché sta continuando con sulla sua linea. Renzi ha parlato bene, i giornali hanno dato una forte eco alle sue dichiarazioni, però dietro al fumo non c'è sostanza. Lui ha spacciato questo dono di 80 euro al mese ad alcune categorie come se fosse la manna che cade dal cielo, senza spiegare che per riuscire a dare, ammesso che ce li dia e ammesso che ce li dia puntualmente, questi 80 euro al mese, va a toglierceli da un'altra tasca. 30 milioni dall'università, vabbè, chissà se gli insegnanti, i famosi baroni, si lamenteranno, oppure se anche in questo caso ci sarà la cappa sinistra che calerà per coprire le porcherie, perché quando a tagliare qualcosa all'università c'è un ministro di centrodestra, sono tutti bravi a scendere in piazza, manifestazioni, scioperi. Ecco, in questo caso è un presidente del Consiglio di sinistra che va a toccare, 30 milioni non sono neanche tantissimi, comunque va a toccare certe categorie e non si sentono grosse proteste, come è avvenuto con la legge Fornero, che ha massacrato pensionati, ha provocato esodati, ha danneggiato lavoratori che si sono visti allungare l'età lavorativa, la vita lavorativa per ulteriori anni. Però ecco, i grandi difensori dei diritti dei lavoratori hanno fatto addirittura 4 ore di sciopero, quindi vedremo se anche in questo caso le cose andranno alla stessa maniera. Nell'attesa che arrivino altre telefonate, ricordo il numero 0266203529, diamo un'occhiata alla prima pagina del sito del Corriere della Sera, sulla quale viene riportata la notizia di una frana che sta avanzando a Courmayeur ed è stato chiuso per alcune ore il tunnel del Monte Bianco. Quindi ecco, si vede una frana minacciosa che è molto vicina, tra l'altro, a numerose abitazioni, e tra l'altro si parla di evacuati, quindi situazione, diciamo, pericolosa, rischiosa, che non è sicuramente aiutata dal maltempo. Poi una notizia politica che riguarda il Movimento 5 Stelle. Casaleggio avvisa Pizzarotti e lui continuerò a fare il sindaco. Per cui, vediamoci la telefonata, poi dopo continuiamo. Pronto? Pronto, buongiorno, tanto buona Pasquetta. Altrettanto, Sono Walter grazie. di Verona. Buongiorno, Senta, Walter. io mi scuso se cambio un po' il discorso. In riferimento a quel signore che è stato ammazzato da una buba là. Sì. Da Cabobo? Da Cabobo, ecco, mi scusi. No, ci mancherebbe. Perché giustamente la signora, il figlio di uno di questi, ha detto che denuncia lo Stato.
Così bisogna fare, anche quelli che ne altri qua nel Veneto, principalmente a Verona, succede anche qua queste storie che vengono derubate, portate via, spaccato macchine, le fanno su un manele. Ecco, dove si denuncia lo Stato che ha permesso che entri tutta questa delinquenza. Ecco, io vorrei che la Lega prestasse un po' la parola più a fondo tramite i nostri avvocati, di denunciare lo Stato che permette che vengano detto tutta questa gentaglia e poi loro sono riparati dalle guardie, noi invece dobbiamo subire. Grazie, scusate. No, beh, ci mancherebbe. Grazie a lei. Buongiorno. Un'altra chiamata, pronto? Pronto, io sono Carlo da Novara. Buongiorno. Questo qui che vuol dare 80 euro a quelli che prendono già lo stipendio, è un pizzo per prendere i voti, ma non c'è una vergogna, gli esodati poverini, ma che Italia è questa? Mi dica lei cos'è? È pizzo, è un pizzo, ma non c'è una vergogna, non c'è una vergogna questi comandanti, ma cosa stanno a fare? I sindacati dove sono? Ma nessuno, ma che Italia, scusi No, beh, ci mancherebbe, sono tutti sfoghi legittimi, anche perché non c'è un argomento fisso, quindi allora sì, la vittima di Cabobo che dovrebbe denunciare lo Stato, ecco. Diciamo purtroppo, per fortuna, in Italia la responsabilità penale è individuale, quindi penso che tecnicamente non si possa assolutamente fare. Sicuramente lo Stato ha una responsabilità morale e la responsabilità peggiore, oltre per l'accaduto, anche per quello che potrà accadere, perché ieri ne sono arrivati 800, domani ne arriveranno magari 1000, e tra questi 800, tra questi 1000, tra i 19.000 che ha salvato Alfano, quella persona di buon cuore, quanti Cabobo potrebbero esserci, visto che non hanno documenti e non hanno nessun modo per essere identificati certamente. Quindi la responsabilità non solo per il passato, ma sembra che quello che è avvenuto non abbia insegnato niente a certi politicanti. C'è due chiamate, pronto? Buongiorno, sono in linea? Sì, è in linea, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono Marina da Mondovì, Buona Padania, Mondovì, provincia di Cuneo. Visto che gli argomenti sono liberi, ne approfitto perché ho già cercato di dirlo in tutte le maniere, ma nessuno mi ascolta, e volevo spiegarle questo. È uno spreco di Stato. I moduli 730 che vengono distribuiti gratuiti in questi giorni in tutti i comuni d'Italia sono composti da 84 pagine spiegazioni e 84 pagine di spiegazioni, e poi ci sono i moduli da compilare. Ora arrivano quintali, tonnellate di questa carta in tutti i comuni e faccio il mio caso, ma come il mio caso ce ne saranno tanti altri. Io ho bisogno di moduli aggiuntivi, quindi ho bisogno di 4 o 5 moduli e sono costretta a prendere tutti questi fascicoli quando mi basterebbe. L'anno scorso ho rimediato facendo delle fotocopie perché non volevo portare a casa tutta questa carta, però ecco, quello che voglio dire è che se vogliono distribuire i moduli gratis, distribuiscano i moduli e le spiegazioni a parte, in maniera che non ho bisogno di prendere 5 spiegazioni quando me ne basta una. E lei moltiplichi questo per l'infinità di gente che compila il 730, è uno spreco indecente di carta. Io l'avevo già anche scritto al Ministero quando Monti ci permetteva di scrivere delle mail. È chiarissimo, la ringrazio signora e ho preso nota, sì, dopo farò un commentino anche su questo. Un'altra chiamata, pronto? 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 Buongiorno, sono Marco da Como. Buongiorno Marco. Buongiorno. Innanzitutto condoglianze alla famiglia della ragazza. Ah beh, sicuramente. Condoglianze, saluto. Senti, voglio salutarvi, buona Pasqua a tutti, e voglio dire che ai leghisti comodi stare attento che qui vogliono fare la moschea, i musulmani. Grazie mille, grazie mille. Beh, sì, dopo un'altra chiamata, appunto. Ciao Marco. Ciao.
sono Alfredo. Ah, Alfredo, sì, Ci siamo conosciuti alla cena certo. della radio di Tegat, è stato un grosso piacere per Anche me e mia moglie. Anche per me. Simpaticissimo. Permettimi uno sfogo, Marco. Io sono qui ancora a fare manutenzione alla mia stazione, è dal 58 che ho aperto e ho raggranellato qualcosina di risparmio, come tutti quelli che lavorano si fanno un mazzo così dalla mattina alla sera. I primi 20 anni facevamo 16 ore al giorno, adesso siamo qui che ne facciamo 13, io, la moglie, i figli, e sento dai giornali e dalle televisioni che attingeranno ai nostri risparmi, alla gente che ha sudato questi risparmi. Alla fine non troveremo là più niente, Marco. Per dare questi 80 euro attingeranno anche al risparmio, una bella fetta. Ma allora ha fatto bene chi se l'ha goduta, ha fatto le crociere, io li vedo tutti partire qua da me, mesi via, un mese qua, un mese là, arrivano abbronzati anche a Natale. E noi poveri imprenditori piccoli, commercianti, artigiani che ci facciamo un mazzo dalla mattina alla sera, siamo conciati veramente male, Marco. Lo so benissimo ma la gente non la capisce questa cosa. L'altro giorno un mio cliente, un grosso imprenditore qua del Monzese, mi fa: Alfredo, che ero a cena con un magistrato, e cosa mi ha detto? Cosa ti ha detto? Mi ha detto che se tu lavori e paghi le tasse puoi avere un centesimo in banca, e uno si fa il mazzo dalla mattina alla sera per non avere niente, e un domani quando devo prendere un'attrezzatura, e chi me la paga? Chi me la paga? Questi devono tagliare la spesa pubblica, questi devono ridurre questi maxi pensioni, questi maxi stipendi, e non ne parla, non l'accenna a diminuire queste cose. Mi sbaglio, Marco? No, non ti Dimmi sbagli. qualcosa, dai, che sono qui anch'io a faticare come te. Ciao dico Marco. qualcosa, ciao, un abbraccio, e poi ti dico qualcosa sicuramente. Un'altra chiamata, pronto? Marco, buongiorno. Buongiorno. Telefono da Cesano Maderno. Mi chiamo Mariangela. Ho capito bene che gli 80 euro che devono essere messi nello stipendio devono essere pagati dalle aziende, dopodiché si rivarranno sullo Stato, ma per il momento sì, verranno pagati, ma pagati dalle aziende. Ho capito bene? Devo verificare, perché Sì, questa nota tecnica anch'io sì, però sarebbe... Sì, è così, devono essere pagati dalle aziende, dopodiché le aziende si rivarranno verso lo Stato, dando meno loro certo, bisogna vedere se fa parte del... Sì, tecnicamente, poi come le aziende devono... Facci sapere, Marco, ti ascolto. Va bene, ok, grazie. Un'altra chiamata, poi dopo ci sarà la pubblicità. Pronto? Ciao Marco, buona Padania, qui è Pagani. Grande Enrico Pagani. Grande Migatano. Sì. Senti, ha ragione l'Alfredo, ci stanno fattendo i risparmi, fate come me, ritirate i soldi dalle banche. Sono più sicuri in casa sotto il materasso che in banca con questo governo ladro che ce li ruba. Ragazzi, è un segnale che dobbiamo dare, togliamo i soldi dalle banche, mettiamoli sotto il materasso. E questi porci che ci governano spendono solamente per andare a prendere questa feccia che ci invade 10 milioni di euro al mese o 300.000 euro al giorno. Poi dobbiamo mantenerli. Fate un po' il conto solamente sugli ultimi che hanno preso 20.000 di questa gentaglia che dobbiamo mantenere a 1.300 euro al mese. Fate il conto, quanti soldi ci fotteranno dalle banche. Ritirateli, datemi retta. Sono più sicuri a casa nostra che in mano a quei farabutti di comunisti. Buona Padania a tutti, auguri. Grazie Pagani, ciao. buona Padania anche a te. Pubblicità.
Intervengano i commessi per togliere i cartelli. Allora, togliete tutti quei cartelli per favore. Signor Ministro, continui, prego. Continui, signor Ministro. Colleghi. Allora, i colleghi della Lega hanno avuto le inquadrature, le fotografie, quindi più che continuare riprendo. Un attimo, scusatevi. Vorrei ribadire ai colleghi della Lega che sono state salvate 19.000 vite umane e che noi non baratteremo mai un punto percentuale alle elezioni con 19.000 morti. Noi non baratteremo mai 19.000 morti con un punto percentuale alle elezioni. Questo lo fate voi. L'Italia è una grande democrazia che ha l'obbligo di garantire sicurezza, che ha l'obbligo di garantire l'accoglienza, che ha l'obbligo di rispettare i trattati internazionali, e noi non faremo morire le persone in mare per 500.000 voti in più della Lega. Questo lo dovete ricordare, perché noi siamo un grande paese. Ci faremo carico della sicurezza dei nostri cittadini e ci faremo carico di un'accoglienza dignitosa. Entrambe le cose. Se voi volete la sicurezza e volete i morti, sappiate che noi vogliamo la sicurezza e vogliamo i vivi. Questa è la differenza tra una grande democrazia occidentale e la Repubblica delle Banane. Colleghi. Ecco, ringrazio l'amico Carnelli per avermi fatto venire nervoso, perché sentire queste parole è abbastanza insopportabile. Comunque ci sta ed è giusto, perché conoscere per giudicare, e chi conosce certe persone, certi ministri, spero che poi in cabina elettorale trarrà i suoi giudizi e le proprie conclusioni. Ci sono due chiamate, ricordo il numero 0266203529. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Mauro di Reggio Emilia. Buongiorno Mauro. Ascolta Scaglia, io più di 50 anni, vivendo a Reggio Emilia, io so come li conosco bene questi, con la testa che hanno, e purtroppo si fanno gioco sugli italiani che hanno in testa le pigne. Comunque il motivo del fatto che abbia dato gli 80 euro e li ha dati dai 15.000 euro ai 25.000 euro è di una semplicità assurda. Non li ha dati ai pensionati, agli esodati, agli incapienti. Sai perché? Perché così quest'altro anno gli aumenta il gettito IRPEF e quindi gli può prendere un sacco di tasse in più. No, è una cosa che è talmente semplice e rampante, e io ti dico, il 25 di maggio dobbiamo veramente dare un segnale. Noi qua in Emilia, purtroppo, con quello che è successo con Alessandro, siamo ridotti a zero. Io ricordo solo che nel 2009 la Lega a Reggio Emilia ha preso il 19% e il PDL il 13%, per cui io spero che tanti si ricredano, perché dobbiamo dare veramente un segnale, perché altrimenti questa non è come le altre elezioni. Stavolta o si passa oppure andiamo a diventare tutti dei servi. Ciao, ti saluto. Grazie, buona giornata. Ecco, prima di passare alla prossima telefonata, ricordo, ecco perché me lo faceva notare il regista, che siamo già in regime di par condicio, che è una di quelle cose incomprensibili come tante, per cui non si può dare indicazioni di voto alla radio, logicamente, quindi chiediamo di astenersi per non crearci difficoltà. La prossima chiamata, pronto? Pronto, sono Marisa, ciao Marco. Oh, ciao Marisa. E io posso dire che sono una militante da 20 anni, si può dire? Io da 24 quasi. Ecco, quindi, allora, va bene, però si può dire. Posso dirlo. Quello che mi sconvolge, Marco, che leggendo la Padania di ieri, Ebola è già in casa, e c'è scritto sulla Padania di ieri, che adesso io ne prendo 3 e poi li regalo, già c'è stato un morto, sì. E poi ci sono tanti, come si dice, sotto, che non possono uscire, com'è quando non si può, devono controllare. Allora, non mi faccia dire il ministro degli interni, che rimpiango il nostro Maroni, noi chi? Lui o noi che manteniamo questi qua che arrivano, queste brave persone? Marco, fammi dire una cosa, io mi conosci da poco,
Però io sono stufa di dire ci sono i rifugiati, ci sono quelli, non ce ne sono, è ammesso che ci fossero, qui è pieno. Io abito in via Padova, tieni presente. Madonna. È pieno e non ne possiamo ospitare più, come dice il nostro Salvini. Ciao, buona Grazie, Padania. buona Padania. Un'altra chiamata, ecco, dopo, fra qualche minuto chiederò al regista di fermare un attimo le chiamate per poter rispondere. Comunque intanto, finché ci sono le chiamate, ben volentieri. Pronto? Pronto, ciao Marco, Maurizio da Booster System, buona Padania. Volevo fare solamente una constatazione, a parte di Alfano che all'inizio della sua carriera politica mi sembrava tanto Gigi D'Alessio e forse il cantante melodico sarebbe il suo lavoro migliore, ma lui ha detto che noi abbiamo barattato un punto percentuale per 19.000 vite salvate. Innanzitutto sarebbe meglio che incominciasse a salvare anche gli italiani, non solo gli africani, perché comunque dovrebbe fare i diritti nostri, gli interessi nostri, non quelli degli altri. Forzare di portare a casa i Marò, che è uno scandalo, che sono lì da 3 anni e nessuno ha una competenza per portarli a casa. Un'altra cosa, lui che diceva appunto del punto percentuale, che si è alleato con i comunisti, lui che era un fascista ma non si vergogna, e i tempi l'avrebbero messo con le spalle al muro, l'avrebbero fucilato come un traditore. Ti saluto, buona Padania. Buongiorno e buona Padania anche a te. Un'altra chiamata, pronto? Pronto? Sì. Pronto, sono Filippo da Genova. Buongiorno Filippo. Volevo dire che quando gli italiani capiranno che in questo paese abbiamo 3 disgrazie, 3 maledizioni grosse, abbiamo il PD, il Vaticano e quei delinquenti della CGIL che non si vedono più, sono morti, si sono nascosti nella fogna, non si vedono più. Quando capiranno queste cose qua gli italiani, volevo fare le condoglianze a quei povera famiglia che ha subito quel lutto grave. Grazie e buona giornata. Un'altra chiamata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, buona Padania e buona Pasqua a tutti. Sono Laura dalla provincia di Torino. Buongiorno Laura. Io vorrei, non so se la gente la capisce questa cosa, vorrei dire che se Renzi le dà gli 80 euro agli operai, gli operai come i pensionati sono obbligati ad avere il conto corrente, perché lo stipendio dove lo versano? Sempre sul conto corrente. Dunque lui le toglie sul conto corrente e glieli dà agli operai, poi gliele togli sul conto corrente dei pensionati e non le dà niente. Questo qua è Renzi. Buona Padania, un grande abbraccio al signor Pagani. Grazie, anche noi ci uniamo al grande Pagani. Pronto, un'altra chiamata? Buongiorno, Giacomo da Bellusco. Buongiorno Giacomo. Io volevo commentare brevemente la telefonata di quella persona che ha chiamato prima, che parlava della patrimoniale, del sequestro dei risparmi di una vita. Sì. Volevo dire che occorrerebbe rendersi conto tutti quanti che questo è il frutto dello Stato italiano, parassita, ufficio di collocamento per voto di scambio clientelare, e che questo voto di scambio clientelare continua, secondo me, dal dopoguerra, ma certamente dagli anni 70 in poi. Vi ricordate quando Craxi diceva che la politica aveva portato l'Italia a diventare la seconda, la terza potenza o la quarta potenza mondiale? Grazie allo Stato clientelare, alla compravendita del consenso, allo Stato usato come ufficio di collocamento, che i nostri risparmi non valgono niente. Quindi adesso, quando saranno finite le elezioni, vorrei che mi piacerebbe che ci si fermasse un attimo a riflettere sugli obiettivi veri e sugli obiettivi falsi. Secondo me quello della moneta unica europea è un obiettivo falso, anche se l'Europa così come è adesso fa schifo. Il vero problema è Roma. Ricordatevi che Gianfranco Miglio, nel suo libro Vocazione e destino dei Lombardi, parlava del fatto che la Lombardia ha come suo destino quello di legarsi all'Europa mitteleuropea e di staccarsi dal zavorra italiano. Questo per semplificare al massimo il messaggio. Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno. Ecco, adesso il regista ha bloccato per un paio di minuti le telefonate, così posso fare un breve commento su quanto è stato detto dagli amici ascoltatori. Sì, ecco, molti parlano degli 80 euro. Alcuni anche, un ascoltatore l'ha chiamato un pizzo, un voto di scambio. Sì, è come dire, mi sarei aspettato quasi quasi come quella vecchia storia di
prima ti do la scarpa a destra e dopo le elezioni ti do la scarpa a sinistra. Quindi che Renzi avesse detto: guardate, vi do 80 euro prima delle elezioni, quindi nella busta paga che prendete i primi di maggio, e poi gli altri 80 euro, se ci sarò ancora io, ve li darò all'inizio di giugno. Il 25 di maggio ci sono le elezioni, quindi non mi sarei meravigliato se avesse fatto una promessa del genere. A chi, dove verranno presi questi i soldi per poter dare questi 80 euro anticipati dalle imprese? Non sarebbe la prima volta. Le imprese è stato sottratto il TFR, sono state sottratte altre risorse comunque utili, quindi se dovranno anticipare loro questi 80 euro, poi faccio loro gli auguri di poterli recuperare e che lo Stato poi glieli detragga da altre imposte. Ecco, questi 80 euro vengono anche pagati aumentando appunto le tasse sulla casa e quindi altre imposte, però da queste sono esclusi gli incapienti e i pensionati. Un ascoltatore chiedeva: e i sindacati dove sono? Semplice, i sindacati sono impegnatissimi nell'assistenza dei clandestini per aiutarli a trovare i cavilli nelle leggi sull'immigrazione per poter evitare magari l'espulsione, per poter ottenere la pensione sociale magari per i loro genitori ricongiunti, che poi vanno a godersela al loro paese. Quindi i sindacati sono impegnati in queste cose. Sì, e anche alcuni fanno notare il rischio per i risparmi. Certo, i risparmi si sa da anni che sono a rischio, perché sia che siano investiti in titoli di Stato, sia che siano investiti in altre cose, il risparmio è a rischio perché sono soldi alla luce del sole, e quando lo Stato centrale vede 2 euro, 2 lire alla luce del sole, te le tiene d'occhio e sai che prima o poi, se ti distrai un attimo, questo te li cucca, come hanno fatto con i comuni virtuosi che hanno risparmiato perché hanno amministrato bene, avevano il loro gruzzoletto, tra virgolette, accantonato. Lo Stato ha detto: aspetta un attimo, questo gruzzoletto, visto che non puoi dirmi che non c'è, è lì, è sicuro, mettilo nella tesoreria unica a Roma, che ci pensiamo noi a custodirtelo, e poi lo usano magari per mantenere i lazzaroni e i comuni spreconi. Ecco, l'amico Alfredo diceva: ho lavorato una vita, sto ancora lavorando, sicuramente non per guadagnare i milioni di euro, perché altrimenti una Pasquetta se ne sta a dormire o va con la famiglia. Ho lavorato una vita, sto lavorando, ho risparmiato, e cosa mi trovo? Niente. Ecco, non c'è molto da aggiungere, perché è la triste realtà. Poi ecco, adesso possiamo poi ecco, sì, stavo guardando, ho recuperato la pagina del quotidiano La Padania di ieri, dove si parla dell'allarme Ebola, la denuncia di Suad Sbai: un immigrato è morto, e Suad Sbai non è sicuramente leghista. Un immigrato è morto e 50 sono in quarantena dopo un sospetto contagio a bordo di un barcone arrivato dall'Africa in Sicilia. Cos'altro deve accadere per convincere il governo a prendere contromisure? Ecco, un'altra cosa, prima di riprendere le linee, visto che il regista mi ha fatto ascoltare prima Alfano. Allora, Alfano ci ha detto in modo vergognoso che noi vorremmo barattare la vita dei poveri disperati per un pugno di voti, per un punto percentuale. Allora mi verrebbe spontaneo chiedere ad Alfano: gli oltre 300 morti di qualche mese fa, tra cui quella bambina che lui ha giustamente, l'unica cosa giusta che ha detto, ha ricordato quella bambina, i 300 morti, tutti gli artigiani suicidi che ci sono stati in questi mesi, tutte le anziane che vanno al mercato a raccogliere la frutta per terra, per cosa li hai barattati, Alfano? Tu, il tuo partito
i tuoi nuovi compagni di viaggio? Per cosa avete barattato queste vittime? Visto che forse neanche per i voti, perché a quanto pare ne prenderai molto pochi. Quindi, ecco, uno dovrebbe farsi un bel esame di coscienza prima di dire certe cose. Riapriamo le linee, 2 chiamate, pronto? Pronto? Non sento. Pronto? Ecco, adesso c'è, pronto? Pronto, sono io? È lei? Sì, Sino da Milano, ho un po' di Buongiorno. chiedere purtroppo Ciao, Sino. oggi. Padana libera sempre. Sempre. Niente, volevo dire una cosa riguardo al signor Alfano, il ministro della Repubblica delle Banane. Io vedo qua su internet che c'è un articolo sull'ora della Calabria che Angelino Alfano, il boss mafioso di Palma di Montechiaro, che è invitato al matrimonio della figlia, cioè il boss sarebbe, secondo internet, come si chiama qui? Scusa, 3 secondi soltanto. Croce Napoli. Cioè, voglio dire, questa notizia non è che lo scrivo sulla Padania o giornale o la Lega, questo lo scrivo sull'ora della Calabria, per cui è stato taciuto dai media. Ma il signor Alfano dovrebbe veramente non solo pulirsi la bocca prima di dire delle grandi castronerie riguardo alla Lega con accuse che sono querelabili e poi detti da un rappresentante della Repubblica delle Banane. Io direi che questa è una cosa molto importante e basta cliccare www.ilnord.it e viene fuori tutto. Un'altra cosettina, sono d'accordo, naturalmente non ho nulla da aggiungere ai commenti di prima, il predecessore, per cui questa barca qua sta facendo l'acqua da tutte le parti. Non ho altro da dire. Grazie. Una buona giornata, una buona Pasquetta a tutti i nostri fratelli padani e serenissimi ai militanti e tutte le persone che si dedicano alla Lega. Grazie altrettanto. Un'altra chiamata, pronto? Buongiorno, buon Sant'Angelo piovoso padano a tutti, buongiorno. Grazie. Alle urla scomposte di quel pagliaccio di Alfano, che sono solo un urlo di disperazione, perché è incapace come ministro e incapace come presidente di un partitucolo, hanno risposto gli stessi senatori del suo partito, si sono definiti dei patetici. Di conseguenza è detto tutto, non perdiamo più tempo a queste urla scomposte di questo povero disgraziato. Per quanto concerne invece gli 80 euro vorrei ricapitolare un attimo. Quando il buon sborone Renzi si dava tanto da fare dicendo che non sarebbe mai stato Presidente del Consiglio, ma si dava tanto da fare per diventarlo, ha promesso a tutte le imprese in 30 giorni 100 miliardi dei famosi debiti della pubblica amministrazione. Oggi siamo arrivati che gli 80 euro li devono dare le imprese, gli artigiani e i commercianti, devono anticiparli, non hanno preso i 100 miliardi, devono anticipare gli 80 euro. Ma scusate, ma Confindustria, Confartigianato e Confcommercio dove sono? Ma questi sono pazzi? Se io come impresa gli 80 euro al mio dipendente gli devo anticipare io, ma io manderei 2 righe allo sborone, ma anticipali tu di tasca tua, non fagli anticipare a me, impresa a cui devi già 100 miliardi. Siamo veramente in una situazione che non so che cosa, come mai quando c'era Berlusconi tutti i media di tutto il mondo si accanivano contro adesso dopo di... Ma sono cose veramente che se uno ci riflette, non so, una roba da andare giù a prendere a ceffoni. Grazie, buona Padania. Ecco, ricordiamo che quando qualche ascoltatore usa dei toni un po' così, anche dà dei titoli particolari alle persone, lo fa logicamente in ambito politico e non per insulto a livello personale. Un'altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Marisa, telefono da Brianza. Allora, volevo dire 2 cose. Innanzitutto che noi forse lo facciamo a titolo politico, ma gli altri lo fanno a titolo personale, pur non conoscendo le persone. Certo. Comunque, a parte quello, io volevo dire che se tutti quelli che hanno lavorato una vita hanno risparmiato, non si svegliano, perché se la ricorda la storia della formica della cicala? Certo. Qui praticamente sta vincendo la cicala, cioè la cicala viene qua e ci dice: allora tu che hai fatto la formica tutta la vita, non ti sei divertito, peggio per te, ti porto via tutto. Però pare che sia giusto così, la gente anche per strada è convinta che sia giusto così finché non gli toccheranno il loro di portafoglio, ma non si accorgono che glielo stanno già toccando e continuiamo ad andare avanti così allora. Quindi quando vanno a votare ci pensano. Poi per quanto riguarda l'euro,
Innanzitutto uscire dall'euro non significa uscire dall'Europa, primo. Ci sono ancora perché non Sì, lo so sì, se sì, sono sì, in sto linea. ascoltando, in religioso silenzio. No, è religioso no, perché non sono così, non sono Alfano, No, no. quindi non sono neanche Dio. E quindi per cui se uno mi contesta posso anche No, no, dire, no, ma no, comunque l'euro è solamente una moneta. Poi è chiaro che anch'io penso che tornare indietro non si possa, però si può andare avanti e cominciare col dire, chiamarlo sempre euro, ma dire che certi paesi hanno un euro che vale di più e certi paesi hanno un euro che vale di meno. Questi qua ci fanno fessi perché vogliono avere i voti loro, per quello che non vogliono approfondire questo discorso. Ci dicono che noi vogliamo cavalchiamo l'anti-euro perché vogliamo i voti, ma non è così, lo sappiamo anche noi che non usciremo dall'euro, però se tanti dicono voi ci avete fregato, 10 anni fa ci avete bidonato, noi siamo stufi di essere bidonati, se siamo in tanti qualcosa possiamo fare, non è certo i damerini che vanno là dicendo ma scusate veramente forse voi avete esagerato, bisogna mandare là dei duri con dietro tanti voti che siano in Italia, che siano in Francia, che siano dappertutto, se siamo tanti forse quelli là se la fanno addosso e qualcosa faranno. Grazie, giusto. Grazie. Pronto? Pronto? C'è un'altra chiamata? Sì, un'altra chiamata, pronto? Sì, buongiorno, sono Paola da Milano, scusate la voce. No, ci mancherebbe la bella voce. È il tempo purtroppo. Ne volevo anch'io parlare di Alfano, perché in settimana avevo sentito il grande Cainarca nella sua rassegna stampa e mi aveva colpito questa cosa del bacio al boss mafioso. Quindi se qualcuno, se qualche padano che non ha ancora deciso di votare Lega, si fa la domanda e si risponde chi l'ha messo lì e per quale motivo, perché a volte 1 più 1 fa anche 2. Quindi non so, non servono grandi ragionamenti, non serve essere molto, come dire, avanti nella politica, ma è molto, credo che tutto sia molto più semplice, l'importante è che qualcuno la capisca. Comunque grazie a tutti e viva la Padania. Grazie, buona giornata. Pronto? Un'altra chiamata? Buongiorno. Buongiorno. Sono Ermanna da Binago. Buongiorno Ermanna. Sì, pronto? Pronto, in linea? Sono Ermanna da Binago. Sì, abbiamo sentito. Senta, fino a quando si può andare in comune? Che io lo sto dicendo un po' ai miei, andare giù a votare, perché io non sono stata bene. Adesso spero sta settimana che dopo di andare su a votare per la cosa Fornero, ne arriva qui 20.400 dal primo dell'anno, da che metto? Ma in due che andiamo a finire su Minga, in due che eccola. Vi faccio tanti auguri e forza Lega. Grazie, tanti auguri anche a lei. Sì, firmare sicuramente tutto maggio si può andare ancora nei comuni, poi ecco, i nostri militanti stanno continuando a fare gazebo, comunque ecco, nei comuni sicuramente per tutto maggio si può andare tranquillamente. Ecco, Alfano bacia il boss, notizie che girano in rete, giustamente, quelle che ha ricordato anche il nostro grande Cainarca. Alfano che un mesetto fa o un paio di mesi fa, se non sbaglio, è andato a trovare anche un personaggio in carcere che non è in carcere, quindi non è andato a trovarlo al bar. Poi sì, i soldi che devono essere dati alle imprese perché hanno fatto dei lavori per gli enti pubblici, quelli mi sa che l'orologio di Renzi è un attimino in ritardo perché aveva dato uno scadenziario ben preciso, ma qua mi sembra che i giorni e i mesi stiano passando. Un'altra chiamata, poi c'è la pubblicità. Pronto? Giovanni da Bologna. Buongiorno Giovanni. Purtroppo qui a Bologna io sto vedendo nei giorni di sabato e di domenica, vado a cercare i banchetti, i chioschetti per firmare, ma qua non si vede niente, non c'è nessuno. Andrò in comune, però a livello di numero di persone ci vorrebbero più banchi o almeno informazioni. Vi saluto, arrivederci. Grazie, arrivederci. Sì, ecco, in comune e poi chi avesse anche del tempo magari libero perché così ha tempo libero e volesse mettersi a disposizione può anche contattare la sezione locale e magari organizzare con qualche amico un gazebo e quindi si può anche contribuire direttamente a dare visibilità e alla raccolta delle firme.
Siamo quasi, così siamo quasi all'ora della pubblicità. Ecco, il discorso uscire dall'euro per tornare alla lira. Ecco, nessuno ha detto vogliamo tornare alla lira. Bisogna uscire da questa moneta che, come dice il nostro segretario federale, è una moneta criminale, perché sfido chiunque, a parte i miracolati della grande finanza, a parte i parassiti, a parte gli intoccabili che hanno un bello stipendio che non è mai a rischio indipendentemente dalla crisi o meno, sfido le persone normali a dire stavo peggio prima dell'euro. Bisogna uscire dall'euro non per tornare alla lira, ma per avere un'altra moneta, una moneta con ecco, io non sono un esperto di economia, comunque con un cambio diverso, con un rapporto diverso, con le altre monete, e che possa far ripartire l'economia. Poi non penso che si voglia tornare alla lira, perché la lira non è che sia stata una moneta che ci ha dato grandi soddisfazioni. Ricordiamo tutte le varie operazioni che avevano fatto i Ciampi e gli Amato, quindi non è che la lira ci porti solo buoni ricordi, però si vuole uscire da questo sistema, quindi uscire dall'euro si può e si deve, come dice Matteo con il nostro professor Borghi Aquilini, che abbiamo il piacere di ascoltare in tante città. Pubblicità.
vino nero vinificato bianco. Questi sono i vini DOC, poi i vini GT, esempio la Croatina oppure il rosato. In Lombardia il vino lo porto io personalmente, nelle altre zone c'è il Corriere. Il mio vino basso contenuto di solfeti, basta telefonare allo 0385 60 127. Bentornati in diretta, io sono Marco Scaglia, siete su Radio Padania Libera, con me fino alle 10:30 per il filo diretto, poi proseguirà Leo Siegel e le trasmissioni proseguiranno per tutta la mattinata. Per telefonare 026620 3529, per gli sms 346 6427 756. Prima di riaprire le linee daremo un'occhiata appunto agli sms, quantomeno perché chi si è preso la briga e l'impegno di mandarli abbia almeno la soddisfazione di sentirseli letti. Saluto l'amico Luca Cooper della sezione iPad El Medol di Botticino, sempre presenti, poi Ennio che ci dice: ancora una volta Bossi ci aveva visto bene e lontano, dicendo che le riforme si potevano fare solo a sinistra, non perché abbiamo buone idee, ma perché nessuno rompe a sinistra, né sindacati né magistrati, eccetera. Poi bisogna chiamare la mancia di 80 euro di Renzi per quello che è, voto di scambio, ci dice Stefano da Varese. Meglio la Repubblica delle banane, dice Silvio da Torino, probabilmente riferendosi alle parole di Alfano. Sulla responsabilità politica di Alfano, su vittime di Cabobo, di delinquenti extracomunitari, svergogniamo il governo Renzi. Bruno da Torino. 2 chiamate, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Mario di Varese, buongiorno. Ciao Mario, Marco. Buongiorno. Buongiorno, ci sentiamo ogni tanto la mattina e sì, ma io non riesco a capire, tante volte effettivamente rimango anche stupito, specialmente qui a Nord, ma comunque in tutte le regioni d'Italia dovrebbe essere, cioè ognuno dovrebbe guardare a casa sua, quello che hanno fatto i governi fino adesso ce l'abbiamo tutti davanti agli occhi, continuiamo a ripeterlo, a sentirlo ripetere. Adesso abbiamo l'ultimo pagliaccio qua, il presidente, che ti dice quello che non va bene in Italia, ma non ci voleva mica lui per dirlo, lo sapevano già tutti, eppure la gente va avanti a votare quelli che ci hanno messo in queste condizioni. Cioè, quelli sono due: o siamo una manica di masochisti, non lo so, cioè mi tiro fuori perché ho sempre votato la Lega da quando c'è, o non ci vuole provare neanche a cambiare, perché in dato momento peggio di così penso che c'è solo, non so, un paese del sesto mondo, non del terzo. Eppure vanno avanti a votare, sono contenti di votare ancora questi. Io, a parte che non siamo ancora andati a votare, vorrei vedere se ci mandano a votare, però non so, non riesco a capire. Buona giornata e buone vacanze a tutte chi le fa. Grazie. Ciao. Altrettanto, ciao, una giornata. Pronto? È caduta. Sì, la ribellione, come qualcuno dice, cosa aspettiamo a ribellarci? Allora, c'è tanta gente che mangia con gli sprechi, perché quando noi diciamo quella cosa va eliminata, quella è una porcheria, quello è uno spreco, moltissime volte dietro a lo spreco, a quella porcheria, c'è una famiglia appunto mantenuta da quelle cose. Quello che per noi va abolito, per altri è pane quotidiano, quindi se si cambia a qualcuno va peggio. Poi ci sono, l'italiano è fatto così, l'italiano si lamenta, però finché l'acqua non arriva alla sua gola, lui non ci fa caso, anzi, se il vicino di casa soffre, che magari è di un'altra idea politica, va bene, si merita di soffrire, chi se ne frega, non va in vacanza, non gli chiedo il perché, che problemi hai, no, lo prendo in giro perché non è andato in vacanza. L'italiano è fatto così, è un popolo disunito, è invidioso e di voltagabbana, quindi è un po' dura ribellarsi se non si è uniti. Un'altra chiamata, pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno, chiamo da Bergamo. Ma volevo fare un'osservazione su tutta questa gente che arriva. Se fossero aventi diritto, avrebbero tutto l'interesse a venire con i documenti e non così anonimi. Quindi chi arriva senza documenti o è un delinquente o non ha diritto, sarebbe subito da respingere. Non riesco a capire questa cosa così semplice. Beh, grazie. In effetti dovrebbe essere semplice e semplice da capire. Un'altra chiamata, pronto?
Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono da Torino. Ma volevo dire una cosa, ma è possibile che sia così tanto difficile per raccogliere queste firme? Ma questi padani, io sono già andato a votare, ma questi padani cosa fanno? Siamo circa 4 milioni di leghisti, ma ci vuole tanto raccogliere questa cifra qua. Siamo arrivati a 300.000 quando siamo arrivati, ma ci vuole tanto. Perché non vanno a firmare? Io non lo capisco io questi padani. Ma brava gente, diamoci da fare. Scusatemi tanto. No, beh, grazie, sì. Giustamente, bisognerebbe anche dire non so, anche per esempio, faccio polemico perché sono militante, da militante così parlo. Per esempio, tutti quelli candidati nelle nostre liste alle amministrative, bisognerebbe dirgli: hai firmato il referendum? No, e allora mi dispiace, tu nella lista non ci stai. Hai un incarico pubblico grazie alla Lega? Ecco, allora come minimo la firma per dimostrare che condividi appieno le nostre proposte, altrimenti l'incarico pubblico non ce l'hai più da domani mattina. E poi, ecco, il lavoro che dobbiamo fare tutti noi militanti è quello di attivarci e sì, è chiarissimo il discorso. Vediamo se ci sono altre chiamate. Sì, un'altra chiamata. Sì, pronto? Pronto, ciao Marco. Ciao. Sono Leandro da Varese. Buongiorno. Ascoltando le telefonate ho fatto una riflessione. Questi 80 euro lo Stato lo fa dare ai datori di lavoro, agli operai. Sì. Gli operai, però, i pensionati, esodati e roba del genere che avrebbe dovuto tirarli fuori lo Stato o chi per esso non c'è. Quindi è fasullo questo 80 euro. È un 80 euro che lo impongono a chi prende già uno stipendio, ma altra gente cosa prendono? Niente. E quindi sei costretto, datore di lavoro, a anticipare questi 80 euro. Lo Stato o chi per esso, INPS o accidenti vari, non tirano fuori una lira. È giusto lasciare fuori i pensionati? Dove vanno a prendere questi soldi? Ti pare? No, beh, sicuramente. Buona Padagna. Buona Padagna. Beh, ci sarebbero mille cose da dire, per esempio che al pensionato non vengono dati gli 80 euro perché non risulta in questo caso meritevole, e poi a chi arriva in modo illegale, come diceva un'ascoltatrice, buttando prima i documenti, vengono dati sotto forma di servizi e di mantenimento 1.300 euro al mese. Ecco, questo è l'Italia, signori. Un'altra chiamata, pronto? Dunque, ciao Marco, sono Rosanna da Comerio. Buongiorno. Senti, io sono una di quelle che prende 500 euro al mese, no? Sì. Per cui gli 80 euro me li scordo, sono in pensione. Però io vorrei sapere qualcosa, per favore, su questi extracomunitari che sono arrivati e sono stati messi in isolamento. Grazie, sì. Vorremmo saperlo tutti perché sono notizie che non passano sui grandi media, ecco, ripeto, sulla Padania c'era, però anche perché qui non si parla di persone che possono portare la varicella o il morbillo, qui si parla di Ebola, si parla di TBC, si parla di cose molto molto pericolose. È ancora in linea o c'è un altro ascoltatore? Pronto? Pronto? Buongiorno da Vicenza. Buongiorno. Bisognerebbe fare un promemoria da quando è entrato in vigore il governo Monti e vedere quale tassi ha messo il governo Monti e quando c'eravate voi al governo. La pensione da 61 anni è passata a 67 e tutte le altre tasse che hanno messe. Dovreste avere un promemoria e ogni ora leggerlo, così la gente si ricorda, no? Grazie. Sì, grazie, sì, è un bel suggerimento, anche perché oltre alla gente a non ricordarsi quello che abbiamo fatto noi e quello che hanno fatto Monti e gli altri, hanno anche l'abitudine idiota e ignorante di dirci: avete governato 20 anni. Quindi uniscono alla loro malafede anche l'ignoranza, perché la Lega non ha governato 20 anni, la Lega ha governato 9 anni e nemmeno consecutivi, perché abbiamo governato 7 mesi nel 94, poi abbiamo governato nel 2001 fino al 2006, quindi 5 anni, e dal 94 al 2001 i sinistri hanno proseguito le politiche schifose che hanno fatto dal 48 al 94. Abbiamo governato 5 anni, dal 2001 al 2006 abbiamo approvato la devolution, il federalismo fiscale, pacchetto sicurezza, la legge Bossi-Fini. Al 2006 ha vinto il governo Prodi
con quel trucchetto di tenere aperte le urne fino alle 5 di mattina in certe regioni, e dal 2006 al 2008 cosa hanno fatto? Hanno tolto la legge Castelli, perché Mastella l'ha subito abolita, ecco un'altra legge che avevamo fatto, e poi dal 2008 al 2011 abbiamo governato altri 3 anni, quindi 5, 3, 8 e 1, 9. Abbiamo fatto i decreti attuativi sul federalismo fiscale, e dal 2011, quando hanno ricattato Berlusconi e lui si è fatto ricattare come un pollo, in buona o in malafede non so, da fine 2011 ad oggi hanno bloccato tutto quello che avevamo fatto e hanno massacrato le categorie deboli e produttive. Quindi non abbiamo governato 20 anni, abbiamo governato 9, e puntualmente ogni volta che abbiamo fatto qualcosa di buono il governo successivo l'ha demolita, e purtroppo l'ha demolita anche con i voti dei nostri alleati Volta Gabbana, che si sono prestati a questo tradimento vergognoso. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Ciao, sono Adriano, chiamo dal Friuli. Tanto volevo fare buona Pasquetta, dai, per quello che serve. Altrettanto, no? Ci mancano gli auguri, come i soldi non fanno mai schifo. Ma volevo dare un consiglio, ragazzi, faremo 2 risate che ci vuole, almeno oggi, domani si vedrà i problemi, no? Questo per dirlo. Niente, volevo dire, per quanto riguarda la tubercolosi, perché è un problema abbastanza serio questo, comunque c'è un prodotto che adesso non per fare pubblicità o altro, perché sono dentro queste cose, si chiama MMS, che lo vedi anche su internet, che addirittura cura la tubercolosi in 4 ore, ben nascosto delle lobby farmaceutiche. Punto, questo è un discorso. Secondo, per quanto riguarda questo governo, qua non so se è una lotta abbastanza infinita con Roma, questo volevo dire, il mio sentore, perché ho fatto referendum, tutto quello che vuoi, però vedo che è una lotta molto lunga e il paese sta affondando. Questo volevo dire, cioè un mio sentire, ecco. Non so se mi hai capito quello che volevo dire. Pronto? Sì, ho capito benissimo, no, l'ho sotto ascoltare, ho ascoltato in silenzio. Siamo tutti a lamentarsi, ci lamentiamo, tanto Roma fa i cavoli suoi, quello che mi sembra a me, anche amici miei, ci attiviamo, però purtroppo questo paese qua, quello che regna è una grande ipocrisia, non nella Lega, per l'amore di Dio, però quello che regna in giro, faccio questo, questo e questo, come dicevi tu prima, l'italiano fa questo, dopo quando affonda nella merda, che non respira più in Italia, cioè questo è il discorso chiaro, ecco. Per essere una sintesi. Beh, sicuramente. Poi, un'altra chiamata, dopo dico anche 2 cose due parole su questo. Pronto? Buongiorno. Sono Franco da Monza, buongiorno. Buongiorno Franco. Senta, no, non voglio correggerla, si è dimenticato che Maroni ha fatto la legge sulle pensioni, eccezionale era. Poi ha fatto la legge sul lavoro con un certo Biagi, poverino Porastella, comunista, l'hanno ucciso là davanti alla porta di casa sua. Queste sono 2 cose molto importanti che lei si è dimenticato, ma è giusto così. Tutto quello che ha fatto non si può ricordare. Però voglio dire un'altra cosa. Stamattina ho aperto la cartina geografica della Lombardia. Ho visto Pioltello, se non sbaglio, chiedo scusa su Pioltello, era di centrosinistra, c'era il PD, anche lì arrestati, indagati, inquisiti per 'ndrangheta, mafia, Pioltello, PD. Poi veniamo a Colugno, uguale, PD, arrestati, inquisiti, indagati, era del PD. Poi veniamo a Sesto San Giovanni, dove il nostro grande Penati, che è di Sesto, eccetera, eccetera, ha fatto quello che ha fatto, lo sappiamo tutti, ed è in giro tranquillo. Poi ho spostato la cartina geografica, sono andato in Val Madrena, a Lecco, arrestati, inquisiti per 'ndrangheta, mafia. Poi dopo il ponte di Lecco, 400 metri, c'è il comune di Lecco, inquisiti, arrestati, indagati per mafia. Le cose vanno ripetute 24 ore al giorno. Grazie. Chiedo scusa per Pioltello, che non mi ricordo bene, ma tutti gli altri. Sì, ma comunque, guardi, io a volte su Facebook invito gli amici a fare un giochetto, basta andare su Google, che c'è un motore di ricerca per chi usa internet, e scrivere indagato, e scrivere a fianco il partito, indagato del PD, indagato dell'UDC, indagato, così fare i vari giochetti, oppure arrestato, oppure indagato per mafia, e chissà come mai i risultati ne escono sempre un sacco. Ecco lì, i dati parlano
i dati parlano chiaro. Vedo il regista se ci sono chiamate. Non ci sono chiamate per il momento. Ecco sì, l'ascoltatore che parlava del farmaco contro la TBC, vabbè, lui è del settore, quindi ecco, evidenziava che probabilmente alle grosse imprese farmaceutiche non fa comodo spingere certi prodotti. Ecco, vabbè, tanto pessimismo, tanto scoramento, perché si dice la gente non si ribella, ma cosa aspetta? Ecco, vediamo anche l'altra faccia della medaglia. Ci sono persone che si stanno lamentando, ci sono i milioni di persone che vanno in Veneto a firmare per l'indipendenza, ci sono quelli che in Lombardia si stanno attivando sempre nello stesso senso. C'è l'amministrazione regionale a guida Maroni che ha approvato la proposta per ottenere lo statuto speciale per la regione Lombardia. Ci sono stati gli indipendentisti, molti dei quali per fortuna liberati, scarcerati, che hanno alzato la voce, e non pensiamo che il fatto che la nostra gente non abbia o la forza o il coraggio o la volontà di ribellarsi sia poi così vero, perché vediamo le reazioni scomposte che ha lo Stato quando fanno blitz per sequestrare una ruspa con un presunto cannone 12 mm che è poco più di una cerbottana. Quindi vediamo anche dalle reazioni scomposte dallo Stato, dai continui anche moniti da parte anche del Presidente della Repubblica Italiana, che dice attenzione, le istituzioni europee vanno rispettate, sempre l'accusa di populismo, tutte le accuse che ci vengono rivolte è perché stanno annusando nell'aria una voglia di ribellione e di dire siamo stufi, e non sottovalutiamola, perché chi deve capirla la sta sentendo quest'aria di cambiamento, e noi che dobbiamo portarla avanti riconosciamola e diamo voce a questa protesta. 2 chiamate, pronto? Pronto? Ciao, sono io? Sì. Ciao, ascolta, sono Santo da Brignano. Ciao Santo. Ascolta, noi lo percepiamo bene quello che tu stai dicendo, però io avevo telefonato perché volevo che tu daresti un messaggio a quelli del giornale La Padania. Quello che tu hai raccontato degli anni che abbiamo governato 3 minuti fa, sì, cioè con tutto quello che noi abbiamo fatto, poi gli anni, proprio quello che tu hai detto, specifico, dovrebbe andare su una pagina della Padania, che poi noi dobbiamo fare il gazebo per le europee e dobbiamo fare i gazebi per le raccolta firme. Almeno io parlo per me, io fortunatamente conosco un signore delle arti grafiche che mi stampa dei manifesti anche abbastanza grandi, ne posso fare 2 o 3, non è che già me li fa gratis, poverino, e li metto uno in bacheca e uno su lì, però per avvisare la gente, perché la gente queste cose qua, la Padania, tanti non la prendono, e poi gli altri, figuriamoci. C'è un messaggio, secondo me funzionerebbe, basta una pagina sulla Padania, poi ci penso io a fare il resto. Grazie Santo. Un messaggio, sì, auguri ancora di buona Pasqua, anche se è un giorno di ritardo. Grazie, gli auguri non sono mai in ritardo, ma sempre bene. 2 chiamate, pronto? Pronto, buongiorno, sono Erminia di Lecco. Buongiorno Erminia, buona Pasqua. La sento con piacere. Va benissimo. Anche il regista Carnelli, un ragazzo dolce, che io lo chiamo Memuccio. È un ragazzo d'oro. Carnelli sì, è una brava persona. È una persona squisita. Lo ringrazio e le auguro anche a lui buona Pasqua e alla sua famiglia. E lui sta ricambiando dall'altra parte del vetro, quindi ha recepito il suo messaggio. Volevo dire una cosa, io vorrei parlare, posso, di un argomento sulla casa. Sì, prego, non c'è un argomento specifico. Io avevo fatto la domanda per la casa Gescal, siccome ho lavorato, ho versato i contributi, mi prendo anche una pensione, che vivo da sola abbastanza discretamente, perché io non vado alla Caritas, non dipendo da nessuno e sono ancora capace di svolgere le mie cose pur non vedendo. E questa casa, la casa, quando me l'ha data, era del comune,
e in quel periodo c'era anche la Lega dentro, adesso c'è sulla sinistra, hanno combinato guai. Comunque io mi trovo che mi hanno fatto come si dice, un affitto caro, che averlo saputo io andavo in un'altra casa. Certo. Io l'ho fatto per risparmiare, perché pur avendo una bella pensione non ci arrivo ad andare in un istituto, e venendo in una casa così i miei non vogliono. La mia figlia è andata in Inghilterra perché lei lavora, c'ha su anche i figli, e io sono rimasta qua sola e mio figlio ha la sua casa. Andare là in un istituto, ho detto vado in una casa, faccio la domanda, ho pagato la GESCAL, mi daranno, invece hanno messo dentro tutta dalla Gentaglia, che mi stanno rubando il gas, la luce, il telefono, deve vedere che porcherie. Ho parlato con i carabinieri e mi dicono: signora, vuol cambiare i delinquenti? Mandarli in galera che poi li fanno uscire? Sa cosa deve fare? L'ho avvisato per dargli una lavata di testa almeno. Certo, sicuramente sì. Ma poi cosa vuol fare? O dargli una fracca di botta, perché questo qui mi tormenta, quello qui di sotto di me che non mi lascia stare, e voleva venire anche in casa mia, dei fuori dei coglioni, perché adesso io non ho mai parlato male, ma in questo periodo non sono fuori di strada. Una casa così bella la trascurano, non hanno cura di niente, a vedere che poi rubano anche la roba degli altri. Adesso basta. Grazie, e mi hanno aumentato anche l'affitto, oltre a quello che io sarei andata in un'altra casa. I miei figli mi hanno detto: mamma, vieni fuori dalle balle di lì, cosa vuoi che ti dica? Ma io non ci vedo, fare un trasloco è una cosa impossibile, perché mi tormenta. Devo tante cose da sistemare, scusate un po', ho trattenuto un po'. Scusatemi, vi abbraccio, vi voglio bene. Anche a lei un abbraccio forte, tanti auguri a tutti. Grazie, arrivederci, forza e coraggio. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, Roberto Milano. Grande Roberto. Notizie sul banchetto che dovevano fare oggi alla fiera di Sant'Angelo. Sì. Via Piano e angolo Montesanto. Fino a 5 minuti fa non c'erano tubi niente. Hanno cambiato angolo o l'hanno annullato per pioggia? Punto di domanda. Una bella domanda. Io purtroppo non so rispondere a questa domanda. Bisognerebbe, non so, l'avrà sentita qualcuno, l'ha telefonata logicamente, quindi se qualcuno ha informazioni è pregato di avvertirci, perché tra l'altro oggi i nostri centralini per i gazebo mi sa che non saranno, è la giornata festiva, quindi se qualcuno ha informazioni è pregato di avvisarci. Un'altra chiamata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. E buona Pasquetta. Altrettanto, grazie. Ogni tanto sento sentire da voi che Napoletano dice di stare con le regole dell'Europa. Perché cominciano lui a stare con le regole dell'Europa, spendendo quanto spendono gli altri, non 3-4 volte di più? E poi come Presidente della Repubblica non lo sa che ci sono 2 tesoretti, uno chiamato Fondo Solidarietà e un altro Fondo Spesa Iniziale, depositate in banca, che sono a disposizione dei politici. Il totale fanno circa 800 milioni. Soldi recuperati dai preventivi degli anni, che li hanno sempre gonfiati per avere un avanzo alla fine. E avanza oggi, avanza domani, sono lì depositati a loro disposizione. Grazie. Prego, buona giornata. Un'altra chiamata, poi ci sarà la pubblicità. Pronto? Marco, mi senti? Ciao, Gianpietro, Carla da Brescia. Oh, ciao carissimo, ciao. Ciao, niente, volevo solo farti auguri. Stiamo andando al banchetto di Rovato per il referendum. Sai che abbiamo un banchetto aperto e niente, mi faccio solo sentire per far presente agli amici che sul territorio giriamo, si gira. E tu sei uno dei più attivi sul territorio. Poi una giornata schifosa come oggi dal punto di vista meteo, però ecco i nostri militanti, sono militante anch'io, i nostri militanti molto attivi nella giornata di festa, quindi complimenti a tutti voi che vi date tanto da fare.
Siamo sempre presenti, Padania Libera. Ciao Marco. Ciao Gianpietro, buona giornata. Pubblicità. C'erano una volta i personaggi delle fiabe e continuano ad esserci anche oggi. Non che studiare che piace di mai fioretti, anche gran vorrei sentirsi contare. Tu ma che si deve dare una rinfrescata, perché a conoscere o che parli conosci e se stufisci a sentire sempre stesso. Però le storie della tradizione beh, sarebbe un peccato adoperai. E allora noi ci abbiamo recuperato, abbiamo messo un po' a posto, abbiamo rangiato, vi racconteremo po' per volta. Ogni martedì e venerdì alle 23 su Radio Padania Libera. Padania Libera. Eccola là mia moglie. Sono 2 giorni che mi sta addosso perché vuol lavare le tende. Ma non ho mica più 20 anni io. E se cado dalla scala? Ma Mario, smetti di lamentarti e chiama la GMG. Con il loro sistema su e giù puoi far scendere le tende senza usare più la scala. Davvero? Certo. Chiamalo 02 36 51 64 40 o visita il sito gmg-srl.net. Su e giù per non cadere più. 02 36 51 64 40. Onoranze Funebri D'Antoni. Competenza, discrezione, professionalità. I prezzi più bassi del nord Italia. Servizio completo a 1.386 euro, escluse spese comunali. Varie sedi a Milano e Interland. Assistenza anche per il disbrigo delle pratiche amministrative. Per info 800 910 217 o www.onoranzefunebridantoni.it. La Regione Lombardia e Pentadent hanno a cuore il tuo sorriso. Per tutti i bambini fino a 14 anni residenti in Lombardia, le cure saranno in totale esenzione, perché a carico della Regione, presentando la ricetta rossa del pediatra. Sono esclusi manufatti e cure estetiche. Dai 14 ai 16 anni si paga solo il ticket. Cure in esenzione anche per persone in difficoltà per reddito, perché disoccupate o affette da patologie. Per sapere se rientri nei parametri, chiama il numero verde 800 700 860 o vai su pentadent.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Eccoci di nuovo in onda, ancora mezz'oretta di filo diretto, poi dopo il microfono, la linea passerà a Leo Siegel che sarà in vostra compagnia. Per telefonare 02 6620 3529, sms 346 642 7756. Diamo un'occhiata a qualche messaggio. Mari da Vicenza, che bella trovata il vice di Zanonato, quello dei muri per dividere lo schifo del grado dal resto della città di Padova, ormai ridotta una discarica a cielo aperto con spacciatori delinquenti di ogni etnia. Chiamare da fuori altri stranieri presunti o presunti poliziotti rumeni, con cui poi si era perso il messaggio. Alcuni mi ringraziano per la disponibilità ad essere qui anche oggi. Per me è un grosso piacere, per me è una soddisfazione, quindi lo faccio molto ma molto volentieri. Poi ecco, ci sono chiamate, quindi proseguiamo. Poi c'era Giuliano che diceva che è importante, Giuliano Citerio, il messaggio per dire che è importante passare a una moneta alternativa che dia possibilità di crescita alla nostra economia. 2 chiamate, pronto? Parli con me, vero Marco? Sì, parlo con Marco, te. Mi chiamo Maria e telefono da Padova. Piacere. Io avrei qualcosa da dire un po' antipatica, assolutamente. Siamo vaccinati. Contro la Lega. Nel senso, perché io sono stata una buona sostenitrice, proprio quando è partita la Lega, poi invece mi hanno dato un pugno sul muso che non ti dico. Perché Marco, io vorrei parlare un po' del Simpa. Il Simpa, di quello che ha combinato qua in Padova, è una cosa schifosa. Il Simpa, con un'avvocata che aveva di riferimento, mi ha fatto derubare la benedetta rappresentante più di quasi 20 milioni di euro, di lire,
Scusi, le ha fatto? Non ho capito, le ha fatto? Mi ha fatto derubare. In che senso? Nel senso che io avevo un problema sul posto di lavoro, naturalmente ero del SINP, ho ancora la tessera veramente, e questa benedetta mi ha mandato dall'avvocato che si riferiva del SINP. Questa avvocata mi ha talmente girata, mi ha fatto dare le dimissioni dal posto di lavoro e mi ha fatto perdere quasi un anno di stipendio, perché mi ha detto che sono cose che facciamo dopo. Sicuramente mi ha dato la parola d'onore, mi ha fatto parlare con un avvocato del suo studio, tutte queste cose qua. Io sono rimasta disgustata. Sì, però... Io scusa Marco, io ho scritto a Bossi, a Calderoli, Castelli, a Maroni. Io a tutti qua, nessuno si è degnato di darmi una risposta. E l'ultima l'ho inviata neanche 2 anni fa a Bossi. Ma dico, ma che sostenitrici dobbiamo essere noi quando che veniamo malmenati in questo modo? Ecco, io capisco, io l'ho lasciata parlare giustamente, però ecco dire come mi ha trattato la Lega, no, come l'ha trattata qualcuno che si è approfittato di lei. Cioè, se io scrivo a Bossi, a Calderoli, lì sono questioni legali, bisogna interpellare gli avvocati e non si può, diciamo, poi accusare il movimento politico per una sua vicenda personale. Lì c'è stato qualcuno che si è approfittato di lei, ma la Lega mi ha fatto rubare tot euro. A parte quando si lanciano certe accuse bisogna magari anche dire il nome e cognome, perché potrei chiamare anch'io un'altra radio e dico tal dei tali ecco, mi dispiace, a me dispiace per la sua vicenda, però ecco, teniamo separate le cose. Il movimento, ecco, anche perché poi il movimento è fatto di persone. Se ci fosse stata una persona che nel SINPA, e mi fanno notare che il SINPA non è nemmeno più collegato alla Lega Nord, che si sono comportate male, devono risponderne a livello personale. Vediamo se ci sono un'altra chiamata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Filippo da Torino. Buona Pasquetta nonostante piova grosso così. Altrettanto, grazie. Due parole. Premesso che ho votato nel vostro gazebo che c'è a Torino, in via Sette Comuni, angolo via Maratovigliani, il referendum per diciamo, abolire la legge Fornero. Sì. Guardi, ritengo che questa legge non è stata fatta a caso, tutela la pace sociale. Vede, noi torinesi non siamo, diciamo così, facili a essere convinti, no? La risposta alla bontà della legge Fornero, che ritengo che tuteli la pace sociale, è nei cancelli della Fiat, che è il simbolo della situazione economica italiana, perché sono assolutamente chiusi. La notte una volta la Fiat ribolliva di vita, no? Adesso è completamente deserta. Vede, e questi 3 governi che si sono succeduti, i governi non eletti da noi, no? Questi 3 presidenti del Consiglio, Monti, Letta e il buon Renzi, perché si passano il testimone l'un con l'altro? Perché il giorno che, e la cosa riguarda anche me, mi diranno, caro Filippo, mi spiace, ma l'Inps, se ricordate che Mastro Pasqua aveva detto qualcosina, i conti non sono in ordine, di colpo al pomeriggio su Televideo non è vero, e qualche tempo dopo lui è stato allontanato, conflitto di interesse, eccetera, eccetera. Io ritengo che al di là di tutto ci sia qualcosa che non quadra. Questa legge serve soltanto a procrastinare, diciamo, l'inevitabile, perché quando non ce n'è, non ce n'è. E un'ultima cosa che non ho ancora ben capito, Matteo Salvini, simpaticissimo Matteo Salvini, che è un vulcano di energia, i paletti, ecco, i nuovi paletti, diciamo, di quanti anni uno deve lavorare, non riguarda me, che ormai io sono alla fine, dovrei essere a casa, ma lavoro ancora, ma questi giovani, quanti anni devono lavorare la nuova proposta della Lega? Cioè 40, 39, 38, ecco, questo non l'ho ancora compreso, vorrei un'opinione, grazie. Grazie, se non sbaglio poi tra poco ci sarà magari proprio l'interessato che potrà risponderle direttamente. C'è un'altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao Marco, ti do del tu. No, ci mancherebbe. Perché siamo tutti fratelli e sorelle, no? Soprattutto. Allora,
visto che sei così gentile che lasci parlare un po' le persone, ma io non ti porterò via tanto tempo. Volevo dirti, vedrete che il Papa darà, anzi sta dando, da quando ha sostituito opportunamente l'altro Papa, darà indicazioni di voto al suo popolo adorante, 200.000, eccetera, eccetera. State tutti uniti, fratelli e sorelle, non pensate alle divisioni. Dio ci vuole tutti fratelli e sorelle nella stessa casa, piena di cuori accoglienti, questo mi è venuto stamattina, sai, piena di cuori accoglienti per ogni uomo che venga a voi, accoglienza aperta per ogni uomo che venga a voi dal mare, dal cielo, dalla terra. Accogliete e mantenete a scapito vostro, toglietevi il necessario, amate la povertà, sarete ricompensati nell'aldilà, tra le braccia amorevoli di Dio. E detto tra noi, quel Dio non ha né spese e non paga tasse. Beato lui. Grazie signora, buongiorno. Vabbè, non commento i pensieri di Dio perché non sono all'altezza. Mi diceva il regista Carnelli che abbiamo una gradita sorpresa, perché a me fa moltissimo piacere avere in linea il nostro grande segretario federale Matteo Salvini. Buongiorno Marco, buongiorno Giulio, buon lunedì dell'Angelo a chi ci ascolta, ma non sono io né la Lega a decidere quanto tempo deve lavorare una persona. Noi vogliamo arrivare a 500.000 firme per rispondere al penultimo ascoltatore, per restituire i diritti acquisiti a milioni di persone, diritti rubati dalla legge Fornero, e da quello si dovrebbe ripartire. Appunto, dal mio punto di vista 40 anni passati sul lavoro, poi c'è lavoro e lavoro, ci sono i lavori usuranti, ci sono lavori meno usuranti come il regista di Radio Padania Libera, anche se è usurante anche questo. Però detto questo, scherzi a parte, restituire i diritti rapinati dallo Stato a milioni di persone è la priorità. Di arrivare a 500.000 firme per fare un referendum e cancellare la legge Fornero è la priorità. E poi avere modo di discutere su tutto il resto. Ah beh, giustamente Matteo, anche perché comunque oltre ad avere diciamo creato gravi difficoltà con la legge Fornero, è stato comunque sostanzialmente anche rotto un contratto, un patto, perché una persona ha intrapreso la sua carriera lavorativa pensando di dover seguire, rispettare certe regole, e nel corso nel corso della partita, come si dice in termine sportivo, sono state cambiate le regole, e quindi una persona che aveva fatto i suoi progetti, aveva comunque pianificato la sua vita in un certo modo, si è trovata o a dover lavorare di più o peggio come gli esodati, senza lavoro e senza pensione. Ecco, adesso siamo a 34 giorni dalle elezioni europee. Grazie al tuo grande lavoro la Lega è in recupero. Vuoi lanciare, poi magari ti passerà il regista qualche telefonata, un messaggio a tutti i militanti per dare questa scossa per questo ultimo mese che ci separa dall'appuntamento importante? Ma stanno già facendo tanto, tantissimo, mancano 34 giorni che sono quelli fondamentali, perché abbiamo seminato bene, diciamo, il campo è stato ben seminato di idee, si tratta di difendere il campo dagli avvoltoi e di continuare ad innaffiarlo, e quindi le battaglie, penso che la gente stia premiando la concretezza. Gli altri parlano di legge elettorale, a parte Renzi che parla di tutto e di più, regala soldi, guarisce gli infermi, e però le bugie hanno le gambe corte, quindi quello è un conto che sistemeremo dopo. Però le battaglie concrete sulle pensioni, sul lavoro, sull'euro, perché fuori dall'euro rinasce la speranza, lo dicono i numeri, lo dicono 12 anni di sacrifici inutili, e quindi avere la forza e il coraggio magari di andare anche controvento quando tutti gli altri dicono no, non si può, non è possibile, è un disastro, siete dei matti. Saremo dei matti, però non vogliamo morire di euro, non sono disposto a morire per l'euro, mettiamola così. E poi alcuni temi caldi: oggi sbarcheranno altri 818 clandestini in Sicilia, 818, non uno di meno. Con quale futuro, con quale casa, con quale lavoro, con quale spesa a carico degli italiani?
io non penso che il Papa interverrà nel dibattito politico, ma se anche lo facesse penso che i cittadini siano abbastanza adulti e vaccinati da scegliere con la loro testa. Però perché Renzi non dice nulla sull'invasione in corso, non fa nulla, ha un ministro dell'interno assolutamente inadatto, incapace, e quindi sono tutte battaglie che la Lega sta facendo da sola. Spesso io chiedo a chi ci ascolta di darci una mano, perché il 25 maggio possiamo costruire un'altra Europa, perché l'immigrazione è voluta da Bruxelles, perché l'euro è stato inventato a Bruxelles, perché la riforma Fornero l'ha chiesta a Bruxelles, e quindi è là che bisogna andare a mettere nei paletti. Benissimo, perfettamente ragione. Ecco, poi, prima di passarti un paio di telefonate, io vedo anche quando vai nelle trasmissioni televisive nelle quali dai molto orgoglio ai militanti per quello che dici, vedo che a volte infastidisci i conduttori, gli altri ospiti, perché tu vuoi parlare di cose concrete, di problemi che interessano la gente, invece loro tendono sempre a dire ma beh, quello è un altro discorso, e vogliono portare appunto i loro discorsi su cose inutili che al cittadino, al lavoratore, al pensionato, all'esodato, all'artigiano non interessano per niente. Ecco, ti passiamo qualche telefonata se hai tempo, ce ne sono già due in linea. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Maria. Senta, a Salvini, stia attento, perché quelli che arrivano adesso possono avere tante malattie. Non è possibile che non si può chiudere le frontiere. C'è in giro l'Ebola, porca la miseria, non dicono niente di tutte le malattie che stanno portando qua. Ma non era questo che volevo dire. Quel discorso degli esodati, tanti soldi che dovevano andare a loro sono andati ai clandestini. E cavoli, chi siamo noi? Siamo la gente più povera del mondo? Non lo so, Grazie, un'altra chiamata, pronto? Pronto, sono io? Sì, è lei. Un saluto dalla provincia di Brescia, Nicola, ciao Matteo, sono assessore, l'unico che tiene la bandiera padana alta nel comune di Rodengo Saiano. No, volevo portare un saluto al nostro fratello Stefano Ferrari, era già in linea Matteo quando ho telefonato, che è stato finalmente liberato con gli arresti domiciliari, però volevo portargli il nostro saluto della nostra comunità al grandissimo Stefano e ai ragazzi di Rovato che hanno il banchetto per la raccolta film con il nostro candidato Lancini Oscar sotto la pioggia. Ecco, un saluto da Brescia. Matteo. E io mi unisco al saluto anche a chi è ancora dentro, perché c'è ancora dentro Zanardini a Brescia e ci sono dentro soprattutto alcune donne a Verona. Io se riuscirò oggi o al più tardi domani, mi sono ripromesso di andare a Verona a trovare quelli che sono dei prigionieri di uno Stato imbecille a tutti gli effetti. Sono stati presunti terroristi per 15 giorni in galera e poi sono stati rilasciati perché non erano più presunti terroristi, è caduta l'accusa, ma solo in uno stato delle banane. Uno è terrorista, ma è un'accusa pesante, fino a 14 anni di galera, perché ha chiacchierato di indipendenza al telefono e ha cercato di trasformare una rulpa in carro armato. Quindi l'indipendenza non si processa, l'indipendenza si affronta, semmai si contesta, si smonta da parte dello Stato italiano, ma non si arresta. E quindi il mio abbraccio a chi è uscito e il mio pensiero soprattutto a chi è ancora dentro. Ancora due chiamate. Pronto? Sono Gianni da Genova. Buongiorno Gianni. E volevo tanto fare le condoglianze alla famiglia di Vittoria e Matteo Salvini di continuare così, di portare anche i saluti dalla Repubblica di Genova ai patrioti veneti. Poi soltanto una cosa, la bontà disarmata, incauta, inesperta e senza accorgimento non è neppure bontà, è ingenuità stolta e provoca solo disastri. Antonio Gramsci lo scriveva. Grazie, un'altra chiamata. Pronto? Pronto? Sono io in linea? È lei in linea, buongiorno. Buongiorno, parlo dal Veneto praticamente. Volevo chiedere a Matteo, perché l'altro giorno ho sentito che parlava dell'8 per 1000 della Chiesa. Ok? Vorrei sapere a chi altri dare, perché lo Stato proprio mi scoccia, perché già ce ne prende a sufficienza. C'è solo la possibilità o Chiesa Cattolica o altre chiese. Se mi dà qualche indicazione o come si può fare, perché a questo punto anche loro ci stanno prendendo proprio per puntini. Grazie.
Ma non mi permetto, ringrazio la signora per la fiducia, non mi permetto di fare il capopopolo e di dare indicazioni. Mi permetto di suggerire a chi deve compilare la dichiarazione dei redditi, soprattutto ai commercialisti e ai ragionieri d'ascolto, quest'anno comincia il 2 per 1000 volontario ai partiti e ai movimenti politici, quindi quello non toglie niente a nessuno e chi vuole darlo alla Lega spontaneamente, volontariamente, può farlo già da quest'anno sulla dichiarazione dei redditi, quindi questo vale per tutti. Sull'8 per 1000 a quale chiesa? Io devo confessare che l'ultima volta che l'ho dato allo Stato, perché fra quelle spese ci sono anche quelle per la protezione civile, i disastri del territorio, i terremoti. Non mi permetto di scegliere nessuna chiesa, in passato l'ho dato ai valdesi, che spesso e volentieri però sulle politiche dell'immigrazione sono ancora più a sinistra della stessa Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica fa tante cose buone, pensiamo alle missioni nel mondo, agli oratori, alle parrocchie, all'aiuto ai poveri, e però poi quando ci sono dei vescovoni che fanno prediche, come nel caso di Milano, dove Monsignor Scola, che peraltro stimo e rispetto, che ha detto che il futuro di Milano sono gli stranieri, e ti cadono le braccia, saranno anche gli stranieri, ci sono tanti stranieri per bene, per carità di Dio, però adesso che tutto ruoti intorno agli immigrati, e qua ci abita qualcuno da 10 anni, da 50 anni, da 100 anni, da 200 anni, da 1000 anni, e quindi che adesso si parli solo dell'altro, mi sembra onestamente ingeneroso, razzista ed eccessivo. Le ultime 2 chiamate per te, Matteo, passiamo alla prima. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Sono Gianfranco da Belluno. Io questa mattina ho sentito il primo canale nazionale alla radio della preoccupazione di Alfano. Ma quale sarebbe la preoccupazione di Alfano? Quella di far venire dentro la gente? O ha paura che muoiano e ce li abbia sulla coscienza? Ma quando è che finiscono di farli venire dentro? È ora di far basta adesso, che se no rovinano il paese. Ecco, io dico questo, insomma, mi pare impossibile una roba del genere. Nessun paese succede roba del genere. Grazie, passiamo all'altra. Pronto? Paolo da Brescia. Ciao Paolo. Juan Padane, ascolta, ti rubo solo 2 minuti e voglio una risposta da Matteo, che per me è un grande, come siete grandi tutti voi. Allora, noi per riuscire ad andare su sondaggi, soprattutto voi, ci dobbiamo fare un culo così, parlando volgarmente. Io abito a Brescia, perciò hanno in mano giornali, televisioni, Brescia Oggi, giornale di Brescia, accendi le televisioni, sono sempre, e vanno al 30%, vanno al 25%. Noi lavoriamo come i matti e facciamo fatica a far capire, perché io ho dei amici, credimi, che gli spiego le cose da anni e non hanno ancora capito niente, nonostante gli crolli il mondo addosso. Certo che le bugie hanno le gambe corte, perché per me Renzi è un venditore di pentole, non è niente di più. Però la gente, un po' di gente ci crede, e loro, a differenza di noi, non stanno lì a guardare quello che hanno combinato, se fanno venire gli immigrati. Loro quando vanno a votare, votano sempre a quel partito lì. Come per dirti, ieri io non guardo mai la televisione, mi è capitato, ho sentito Berlusconi che vuole fare Forza Italia senza alleati. Ma se abbiamo noi governato assieme a lui e gli unici alleati, tra virgolette, fedeli, siamo stati noi, i traditori li ha avuti in casa, avrei il coraggio di dire una cosa del genere. Ecco, Matteo, a te le risposte. Ma dirò a Paolo, e lo dico a me stesso, quello che faccio non lo faccio per i voti. Certo, da segretario del partito i voti non mi fanno schifo. La Lega fa delle battaglie perché ci crede, perché le ritiene giuste. Cancellare la riforma Fornero è giusto, sì. Poi ci voteranno tutti quelli che eventualmente avranno un vantaggio da questa battaglia della Lega? No, probabilmente ci saranno esodati, disoccupati, cassi integrati che continueranno a votare a destra, a sinistra, sopra e sotto, senza tener conto della battaglia della Lega. Fermare l'immigrazione clandestina e reintrodurre il reato di immigrazione clandestina, ci riusciremo? Secondo me sì, perché appena depositeremo il referendum, io penso che lo presenteremo domenica 4 maggio a Pontida, la gente correrà ai gazebo e nei comuni a firmare. Ci voteranno tutti? Non penso. Abbiamo le televisioni contro, i giornali contro, le radio contro, gli intellettuali, le confindustrie, i sindacati. È la dura vita del leghista, Paolo, ce la siamo scelta, però sono felice di essermela scelta, perché
e far parte del gregge non mi piace. E ogni tanto anche i piccoli vincono, ogni tanto anche i Davide vincono contro Golia. Io penso che sia uno di questi momenti storici. Le elezioni europee segneranno un referendum, una rivoluzione, un passaggio epocale, perché non siamo soli, perché i numeri dicono che lo stesso sentimento c'è in Francia con la Le Pen, c'è in Austria, c'è in Olanda, c'è in Svezia, c'è in Danimarca, c'è in Inghilterra, c'è in Finlandia, c'è in Polonia, quindi voglia di tornare a parlare di lavoro, di valore, di famiglia, di identità, di lingue, di culture, di patrie. Poi ognuno gli dà l'accezione che vuole, la patria per la Le Pen è la Francia. Noi parliamo di Padania, parliamo di Sardegna, di Sicilia, parliamo di Granducato di Toscana, parliamo ognuno, la patria ce l'ha nel cuore, non lo decidiamo noi a radio. Però è una bella battaglia, vale la pena di farla, a volte contro tutti, sì, chi se ne frega, noi abbiamo idee e soprattutto abbiamo migliaia di militanti splendidi e io a loro do il mio ringraziamento finale prima di lasciare spazio ad altri ascoltatori a Radio Padania Libera, che è una radio piccola, rognosa, testarda, ma vera, e controcorrente, che è in diretta anche a Pasqua, in diretta anche a Pasquetta, sarà in diretta il 25 aprile, il 1 maggio, per parlare. Non so che gli altri hanno a disposizione il Corriere, la Repubblica, Rai 1 e tutto quello che volete voi, però o ci arrendiamo e non siamo gente che ha voglia di arrendersi, oppure combattiamo con le energie, le idee, le armi che abbiamo a disposizione. Armi in senso ideale, se no poi ci arrestano per terrorismo. E quindi sono contento di fare questa battaglia, vi chiedo solo di fare tutto il possibile. Per esempio domani, chi ancora non l'ha fatto, andare ciascuno nel proprio comune a firmare per i 5 referendum, perché ormai sono più di 100, pensate, i comuni che hanno già esaurito i moduli con le firme, abbiamo già dovuto rispedirli, quindi van bene i gazebo, van bene i banchetti che sono il nostro cuore, oggi ce n'è uno a Milano per la fiera di Sant'Angelo, per la festa dei fiori, anche se piovigina, però i comuni sono dei gazebo aperti gratuitamente 5 giorni alla settimana, quindi andate, soprattutto fate andare qualche vostro amico, collega o conoscente in comune per cancellare le prefetture, per riservare solo agli italiani la possibilità di avere dei posti di lavoro pubblici nel pubblico impiego, per cancellare la legge Merlin e quindi legalizzare, rendere più sicura, togliere dalle strade e tassare la prostituzione e poi cancellare la legge Fornero, che è una vergogna che grida vendetta al mondo. Altre battaglie ne faremo, però una cosa alla volta, da qui al 25 maggio non ci annoieremo e chiudo, Marco, aspettandovi tutti domenica 4 maggio a Pontida. Quest'anno Pontida deve scoppiare di gente, deve veramente scoppiare di entusiasmo, di voglia, di idee, di incazzatura, anche per rendere un omaggio ai tanti amici e alle tante amiche che hanno percorso un pezzo di strada insieme a noi e non ci sono più. Per 1001 motivi ci hanno lasciati, l'ultima vittoria in incidente stradale venerdì notte, però ce ne sono stati tanti che abbiamo conosciuto, abbiamo abbracciato, con cui abbiamo sorriso, attaccato manifesti, a volte litigato, e non ci sono più, almeno fisicamente. Però vorrebbero che la Lega andasse avanti e crescesse sempre di più, quindi Pontida deve scoppiare di gente anche per loro. Anche per loro, io ci sarò, tu ci sarai, saremo in tanti e da lì veramente partirà una bella corsa. Grazie Matteo, grazie della bella sorpresa. Sì, ci saremo anche per te, per il tanto entusiasmo che c'hai, a chi l'ha sempre avuto, mantenuto vivo, e a chi l'aveva un po' perso hai ridato un grande entusiasmo. Buona Padania a te e ai tuoi, buona giornata. Ciao Matteo. Le ultime 2 chiamate, pronto? Sì? Buongiorno. Sì, buongiorno. Vittorio di Milano, buongiorno, buona Padania. Buongiorno. Volevo sapere a che punto è l'iniziativa per la raccolta delle firme per l'indipendenza, come hanno fatto i veneti. Grazie. Grazie. L'ultima chiamata e poi ecco. Pronto? Marco, buongiorno, sono Giovanna di Montichiari. Buongiorno Giovanna. Io non volevo chiamare anche perché mi sono svegliata anche tardi e ho sentito te che parlavi, però mi è arrivato adesso un messaggio, siccome io sono di Pozzallo, provincia di Ragusa, sì, dove sbarcano tutti quei esenti lì, sì. Mi è arrivato un messaggio che io non so se è uno scherzo. Buongiorno, sono
il maresciallo Sarchipione di Pozzallo. Aspetta, della prefettura di Pozzallo. Le chiediamo se è disposta a ospitare presso il suo domicilio familiare di 5 persone di origine africana. Aspetta, appena sbarcata sulle nostre coste. In attesa di scontro le inviamo distinti saluti. Io l'ho chiamato questo signore, però non mi ha risposto, perché gliel'avrei detto io. Per che cosa? Per prendere l'Ebola? Grazie Giovanna, potevi anche rispondere. No, grazie, teneteli a Pozzallo perché a Montichiari ne abbiamo già abbastanza. Ecco, questa era l'ultima telefonata. È stata una mattinata molto intensa, tantissime telefonate. Abbiamo avuto anche il nostro grande segretario federale Matteo, e ci ha ricordato e ci ha dato appuntamento per Pontida, che quest'anno non sarà solo la domenica, ma ci sarà un weekend lungo, diciamo i 4 giorni dal giovedì alla domenica, ricchi di appuntamenti. E la domenica appunto sarà la giornata clou, la giornata più intensa, sicuramente ricca di emozioni, e quindi appuntamento a tutti per Pontida. Tra poco ci sarà Leo Siegel. Io vi saluto, ringrazio per l'ascolto e per le chiamate, e buona Padania e buon lunedì a tutti. Avete ascoltato Filo Diretto. Vuoi